no fue que se encaró desde un abrazo. Ros lo sang de nostro raso, rosa lo matin es lo soleil, la rabio e la fatigo a vendigner. Il prossimo premio va alla lingua occitana. Riceve il premio Michela Stenta, che viene accompagnata dall'accompagnatore Jean-Frédéric Bru, e Corinne Lautier consegna il premio. Facciamo loro un applauso. Allora, sentiamo adesso la motivazione del premio. Okay, this is my honor to introduce this prize for Michele Stenta. I will briefly summarize, before saying that in Italian, the three main reasons that make that she really deserves to have this prize. First, her involvement of more than 50 years in the Action for Occitan Revival and Teaching. Second, a tremendous work on the values of medieval Occitan civilization that help us to understand how Occitan provided to the world great values of civilization, and this is very important. And third, last but not least, Michele is a great writer, and she showed that to us with a tremendous style and in very interesting narratives. Lo dico adesso in italiano. Michele Stenta è nata nel 1945 a Sète e ha consacrato tutta la sua carriera di insegnante all'occitano con la creazione di corsi e ideazione di materiale pedagogico per la scuola secondaria, la scuola superiore e l'università. Nella sua carriera di oltre 50 anni, Michele Stenta ha coltivato un pensiero fra il contemporaneo e lo storico. Professoressa d'occitano, continua a trasmettere l'amore per la lingua in qualità ricercatrice. Ha condotto una importante ricerca sulla tradizione del Trouba, sui valori della società cortese prima della crociata albigese e sul ruolo e la vita della donna nei secoli XII e XIII confrontato all'oggi. Come presidente del Cercle Occitan Settori, realizza un davvero dinamico di risveglio con i volontari dell'associazione. Recentemente si è avvicinata alla prosa. La sua penna è caustica, diretta, senza pietà e più che mai occitana. In vista dell'interesse generale nei confronti del tema identitario e della carenza di promozione delle produzioni artistiche, presentare e premiare Michele Stenta al premio Ostana non è solo importante, ma necessario alla conoscenza della cultura occitana. Dire che è un grand honor sgaire de causes. La lingua occitana che rappresenta ici, e me mettens che tutta la colla della Chambre d'Oc, a partir des siècles de temps, une situation qui la fait passer d'une période de richesse et d'expandiment international en Europe à une situation de langue minorisée actuelle même. Donc, il y a toute une camille qui est faite mon presfat est després d'annados et merci à questo premi che ne gran merci la Chambre d'Oc, le consul d'Ostana, toute l'équipe qui y participe. À quel premi me permettra de donner un peu meilleur encore a me la force et l'uban che me donne. E mai de l'honneur che sente, vous disiez un grand merci à tous.
vado a fare una traduzione di quello. No, il mio italiano non è troppo brutto, va bene, per fare la traduzione, ma quel che voglio dire è che Michela è veramente contenta di ricevere quel preso e che quel preso gli dona l'energia per andare più lontano e che siamo sicuri che ci mostrerà ancora molte cose interessanti negli anni che vengono. So she's eager and happy to receive the prize, and she's so happy to receive it for her job, for the Occitan language, and this is a stimulus, a boost of energy for going on researching, teaching, and doing all the things she loves for the Occitan language. Thank you, Michela. È il momento di leggere un passaggio? Sì, un piccolo passaggio, Mercedes. Donc, le problème per causer le passage qu'on a leggi è le seguente. Il y a 3 trosses dans l'anthologie qui. Une pagine qui parle d'une salle d'espère d'un hospital, ce qui est un peu triste par la cérémonie de Yoy. Une autre qui parle de la mort d'une offendo. Espace dans la gioia di mai. E une autre scène, ho scelto questo brano, une autre scène che è più erotica. Muts, che dins los muts de las sensacions. Tu berjut se despodrats e vans, las podon evocar imatges metaforos, mas ben magre es lo rendut, que los muts simplement pichotomen d'uno son que de tramos. Plaser, rempas assimo das dets la douçu d'aquesto peu tan lisa, que ne ven irreal, sa calor de vida, son adhesion persietge a une colonne de car denso e batteganto d'energia, secreto mem. Plaser, torno pas metre acimo de la gach, las courbos delicados d'un capairo tibata fendut e nanut entre dos bregos minusculos. Vergo, marcado d'un stigmate femení, porte lo souvenir d'une commune origine embrionaria. La bido es fenno, sieu bido. Parole, parole, cosa dicono le parole delle sensazioni? E già tanto, se impotenti e vane, le possono evocare per immagini, metafore. Ma ben magra è la resa, poiché le parole semplicemente, piccolmente non dicono che delle trame. Piacere non rende sulla punta delle dita la dolcezza di questa pelle così liscia da diventare irreale, il suo calore di vita, la sua perfetta adesione a una colonna di carne densa e pulsante di energia segretamente. Piacere non restituisce allo sguardo le curve delicate di un cappuccio teso appena inciso in alto tra 2 labbra minuscole. Verga assegnata da una stigmate femminile porta il ricordo di una comune origine embrionale. La vita e donna sono vita. Ok, chantiamo tutti insieme. C'est Michela, Jean-Frédéric, Christine, vous voulez chanter avec nous? Canto che
Mercès. Mercès, à vous. Elle était fort déshabillée et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malinement tout près, tout près.